Pronti? 1, 2, 3. Partiti. Aguario Gas ovviamente davanti, con Byron del Ronco molto veloce in seconda posizione, mentre problemi per Attalo che galoppa lungo lo steccato. In terza posizione Bacco Bacciò Numero 8, a Attalo, precedere squalificato. Baria TRGF Risaia, mentre Aguario Gas ha preso di petto la situazione e si proietta in avanti dopo 400 metri allegri passati in 29 spaccato. Byron del Ronco in seconda posizione, Amore Stecca che risale allo scoperto dando una scia a Big Lan, mentre allo steccato Bacco Bacciò decide di non anticipare la risalita di Amore Stecca, rimane alla corda poi Barietti RGF Risaia, mentre alla retroguardia è Amelin Pan. 44,2 per i primi 400 metri di Aguario Cas, che si è un po' scatenato in vantaggio. Il margine forse inizia a diminuire un po' adesso, ma neanche più di tanto, cioè 58,7 per il primo giro. Byron del Ronco sempre in seconda posizione a fare il suo ritmo avanti a Bacco Bacciò, Amore Stecca di fuori allo scoperto, quindi Big Lan in seconda pariglia, Baria TRGF Risaia e Amelie Pan sempre alla retroguardia. Lo schema non cambia perché il chilometro se ne va in 1,13,8, che per una G davanti è tanta roba. Aguario in vantaggio, Byron in seconda posizione, Amore Stecca che prova a risalire al largo, cerca di andare a fare la seconda pariglia Bacco Bacciò perché Big Lan non tiene il contatto. C'è stato un altro 14,5 davanti alle tribune, sbaglia Amore Numero Stecca 5, che lascia Amore così Stecca, ancora spazio allo squalificato. steccato per Bacco Bacciò, che va a portarsi a diretto contatto con Byron del Ronco e ora sposta all'esterno. Davanti intanto l'azione di Aguario Cassa è nettamente affievolita e Bacco Bacciò passa all'offensiva. Baria TRGF Risaia sulle sue tracce, poi in mezzo alla pista lo scatto da parte di Amelie Pan, 1,58,9 il miglio, con Aguario Cas che prova a difendersi da Bacco Bacciò in mezzo alla pista. Amelie Pan è molto produttiva, prosegue in terza corsia la leva di Salvatore Valentino che va sui primi due che intanto continuano a duellare. Aguario Cas che ancora qualcosina da difendere da Bacco Bacciò, Amelie Pan che interviene in mezzo alla pista, poi anche Barietti RGF Risaia, Amelie che va all'attacco di Bacco che prova la difesa estrenua, Bacco Bacciò che è ancora in vantaggio, Amelie che insiste, i due testa a testa fin sul palo. Amelie Pan stampa Bacco Bacciò al terzo posto, Baria TRGF Risaia, bisogna andare dal giudice ovviamente, ma Amelie Pan e Salvatore Valentino sembrano essere riusciti a dare il guizzo proprio sul traguardo per battere il favorito Bacco Bacciò. Andiamola a rivedere ancora una volta nelle immagini con Amelie Pan che copre Bacco Bacciò e sul palo gli dà il colpo di grazia, il 9 al primo, il 4 al secondo, il 6 al terzo. Salvatore Valentino, allenatore e guidatore della portacolori di Michela Rossi, che vanno a segno nella prima corsa dal Savio di Cesena.